Buonasera, buon lunedì, comincia la post-season anche per Corner, visto che ieri c'è stato il primo turno dei play-off con il Catania che ha superato 3-2 il Giuliano e mercoledì sarà di nuovo in campo contro il Potenza, sempre al Massimino, partita secca. Parleremo di questo, di tanto altro nel corso di Corner di stasera, come sempre lo faremo insieme ad Angelo Micale che ritroviamo in studio. Buonasera. Accanto a me c'è Angelo Patanè. Angelo, se congeliamo lo studio stasera... Lo congeliamo in che senso? Congeliamo e ci iberniamo qui. Questa è la formazione, diciamo, perfetta e quindi sarebbe, Angelo, giovedì, nel caso in cui no, tu magari torni qui. Parliamone giovedì mattina. Va bene, d'accordo. Grazie ad Angelo Patanè, grazie ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera a voi. Allora, vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Dove ci sono io, buonasera Angelo, buonasera a tutti voi, amici e amiche sportive che ci seguite da casa. Vi ricordo il numero per interagire con lo studio, è 342 771 2855. Bene, adesso vediamo anche i cugini che sono nello studio VIP, nella sala VIP. Buenos Aires a tutti. Dopo le dichiarazioni di Patanè abbiamo le mani ben strette in tasca. Sì. Bene, bene. Torniamo da voi fra non molto, ragazzi. Intanto ci godiamo la copertina della partita di ieri, il riassunto della partita di ieri nel montaggio di Ottavio Longo. E speriamo che questa sia la serata delle lance rossazzurre, questo è quello che si spera, che spera il pubblico dello Stadio Massimino, questo è quello che spera Catania, questo è quello che spera la dirigenza rossazzurra. Anastasio chiama lo schema, alza la mano destra indicando quale sarà la chiamata, si fa vedere Jimenez fuori dall'area di rigore, i blocchi all'interno dell'area di rigore, è proprio il numero 10 che raccoglie la sfera e la fraseggio, lo scambia ancora con Jimenez, il doppio passa e gol del Catania, il gol! Grande gol. Roberto Inglese la mette dentro, dopo il fraseggio prolungato. C'è una chiamata però per comprendere, dopo che l'arbitro ha comunque convalidato il gol della Catania, ed è gol. Non poteva essere diversamente. Mamma mia, attenzione, perché il Catania soffre e con il Giuliano che va alla pareggio. Incursione sull'auto di destra del campo con Ballarelli e poi con il braccio la mette però in area, l'arbitro convalida il gol, ma attenzione perché dovremmo riguardare se c'è davvero anche in questo caso il momento del VAR. Infatti, abbiamo visto bene. Non ci voleva molto la lotta di tacco perché però perde un pallone, incrocio dei pali e stavolta il gol di De Rosa. Che gol! La botta che il gol del Catania, ce lo prendiamo tutto quanto con Mario Gherardi. Sul colpo di testa di Di Gennaro c'è stato un controllo che mi è perso con le mani all'interno dell'area di rigore, il direttore di gara che comunque ha detto che sta consultando il VAR. Calcio di rigore, calcio di rigore. La rincorsa di Inglese, il tiro e il gol! Il gol, non perdona, dal dischetto Ancora Inglese. Della Catania, si fa vedere dal monte, si fa ingolosire, stoppa il palo, pazzesco. L'arbitro proprio in questo istante, il signor Matteo Baldi di Roma 1,
dice che la partita è finita e proprio per questo motivo Luca, abbiamo commentato una vittoria che il Massimino mancava dal mese di gennaio contro il Giuliano. Non è una vittima sacrificale il Giuliano, che è una squadra che sicuramente ha meritato il 10° posto in questa classifica, ma così come ha anche meritato il Catania, al netto dei cali di tensione e alle amnesie di questo gruppo, di meritarne il 5° e quindi passiamo il turno. Allora, Patanè ci ha raccontato di nuovo la partita nel montaggio fatto da Ottavio Longo. Vado subito da Angelo Micale. Si è addormentato. No, non si è addormentato, stava riflettendo Micale. No, avevo già riflettuto ieri praticamente e rimango sempre della stessa idea. Il Catania ha, secondo me, dimostrato di avere tra le fila dei giocatori importanti che possono giocarsi questi playoff. Però in questo momento si ravvedono due problemi in questa squadra. Uno è questa impostazione sparagnina che non sappiamo chi è che la decide, di un Catania che non deve pressare in determinati momenti della partita e tanto fa fin quando becca il gol, non avendo una difesa assolutamente impenetrabile, anzi. E l'altro problemino che ravvedo un pochettino all'orizzonte è quello che si chiama Jimenez, perché in questo momento è indubbio che c'è un qualcosa che non funziona fra le due parti, con chiaramente Toscano che vorrebbe nettamente di più, Jimenez che non dà quello che dovrebbe, però fino a prova contraria l'assist del primo gol porta la sua firma. A parte questo, vedo comunque un buon Catania da questo punto di vista, soprattutto mi convince dal punto di vista atletico questa squadra in questo momento, perché dimostra di non avere delle pause. Le pause ce le ha dal punto di vista mentale, nel senso che quando deve affrontare l'avversario non si capisce perché deve dargli tutto questo spazio e poi in qualche maniera subire il gol che può cambiare la partita. Fin quando questo capita col Giuliano, si può magari rimediare. Quando questo capiterà con squadre di un certo tipo sarà molto ma molto più complesso, quindi probabilmente il Catania dovrebbe in qualche modo riuscire a risolvere questo problema che non è molto piccolo. Vorrei sentire Alessandro prima. Io vedo più luci che ombre. Innanzitutto penso che ci sia la percezione che un giocatore come Roberto Inglese non ce l'ha nessuno in questi playoff. Io penso, senza essere presuntuoso, che sia il miglior attaccante dell'8 delle squadre che partecipano ai playoff. Forse l'attaccante più in forma, Alessandro, quello che ha mantenuto tutte e due le cose. La fisicità tecnicamente è di un'altra categoria, esatto, rispetto ai vari Caturano, si vede che è un altro mondo. Allora, la storia dei playoff insegna che vanno avanti le squadre che hanno gli attaccanti più forti e questo credo che sia un punto fermo. L'altra nota importante si chiama Stefano Sturaro, secondo me, un giocatore che in questo momento, in queste condizioni, pur con una tenuta che non può essere ovviamente quella dei 90 minuti, però a mio avviso merita una maglia titolare perché sprigiona proprio carisma, leadership e dà ai compagni, secondo me, le indicazioni giuste nel corso della partita. Però Sturaro è entrato in diffida, pronti via, pochi minuti di partita. Ha speso male un'ammonizione perché era inutile quel fallo. Ha rincorso un avversario in maniera assolutamente inutile e sa perfettamente da professionista qual è e da uomo determinante, lo abbiamo visto a Potenza, lo abbiamo rivisto in parte al Massimino, come Sturaro non possa permettersi una situazione del genere, perché un fallo a centrocampo, un inseguimento avversario perso, quasi un piccolo fallo di frustrazione, ma che ti arrivi sul vantaggio del Catania, che ti arrivi a centrocampo dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, dal momento in cui hai rilevato un compagno di squadra che era già ammonito, quindi per compensare un po' l'effetto freno a mano che ti possono dare i cartellini gialli. Questo non è da Sturaro, il resto Potenza-Catania è la partita che racconta forse meglio nell'ultima fase proprio Sturaro. Sì, la terza considerazione è relativa alla crescita da un punto di vista della performance di due giocatori che ultimamente si erano un po' persi, da un lato Stoppa, dall'altro Montalto,
e credo che tutti e due ieri hanno invece dato la sensazione di essere tarati perfettamente per questo momento della stagione. Ricordiamoci, e lo diciamo per l'ennesima volta, non è il campionato, questo è qualcosa a parte dove subentrano tante altre cose che durante il campionato magari non abbiamo visto. L'aspetto negativo è rappresentato appunto... No, poi mi spieghi un attimo meglio Montalto, perché... No, Montalto ieri secondo me è entrato bene, ha dato una presenza che in altre partite non si era colta, è stato bravo nell'assist a Dal Monte. Cioè, il Padre non se ne è accorto neanche della presenza in campo, dalla faccia che fa. Su altre partite di Montalto allora, siamo perfettamente d'accordo. Ieri a me Montalto è piaciuto. Sarà un po' l'età che mi sto un po' rincoglionendo, ma sono sempre più d'accordo con Michele. Questo è il mio punto di vista. Secondo me Montalto è entrato bene ieri. Alessandro, nel senso che è vero che è un campionato che si apre a parte, i playoff, e anzi possono essere la ribalta, la rivincita che noi ci auguriamo tutti quanti arrivi per Montalto, un giocatore che a Catania ha fatto 2 soli gol in tante partite in cui è stato impegnato, un calcio di rigore, quindi 3 marcature in tutto per un bottino che è assolutamente insufficiente. Ma che questo poi, nessuno lo può negare, ovviamente è stata una stagione da quel punto di vista più che pessima, ma ieri... Per incoraggiare, ma io francamente questo grande... Non sono d'accordo. Ma questo grande, non sono d'accordo. Per me un attaccante è importante quando fa densità in area di rigore, quando prova a tirare in porta, quando un attaccante deve avere anche le occasioni per tirare in porta, però Roberto Inglese ne ha una e fa gol, e allora io ho detto subentranti, persone che... No, Alessandro, perché subentranti oggi devono essere al pari dei titolari. Sturaro è un subentrante e deve essere al pari di Io ho parlato di Stoppa e di Montalto Stoppa è un giocatore come che giocatori piano che avevano attraversato una fase, ha tirato una volta in porta Stoppa, ha preso anche un palo, ha fatto anche 2 o 3 serpentine che non gli vedevo fare da tanto tempo. Concordo, cioè almeno Stoppa li ho visto fare 3 serpentine. Considerate che è una discussione a 2 la vostra, facciamo così. No, gliel'ho vista fare, ma tutto sommato me lo fai finire il vogliamo incoraggiare Montalto. D'accordo, io gli ho dato 4 in pagella tante volte questa stagione e oggi è 5, ma neanche guarda, su questo siamo totalmente in disaccordo nella maniera più assoluta. Allora è chiaro che uno da Montalto si aspetta indubbiamente il gol, però se vai a guardare, devo essere sincero, se vai a guardare l'azione di Stoppa del palo, se ci guarda il movimento che fa Montalto praticamente l'assist a Dal Monte e apre soprattutto un varco importante da questo punto di vista. Guarda che Montalto potrebbe essere determinante per il Catania, ma se cominciasse a segnare. Me lo auguro. Cioè, se cominciasse a segnare. Perché poi è un ragazzo che si è sempre allenato bene, è stato sempre un ragazzo che è stato cosciente è uno che ha segnato sempre nella sua criticità. Esatto, è stato cosciente della sua criticità di quest'anno. Mi auguro che faccia 3 gol, si porti il pallone a casa e da lì in poi inizi per lui un campionato. Io questo approccio iperottimista mi auguro che avvenga. Sto parlando della partita di ieri. La partita di ieri. Tra poco Gagliano si mette a piangere perché c'è la pubblicità che sta per arrivare da noi. Gagliano se ne va, che è diverso. Secondo me torna poi alle 10:15. Allora, Padanè, adesso ci fermiamo. No, hai detto troppo, Padanè, basta. Devi fermare. Oggi volevo fare guarda, a 36. Allora, per punizione Padanè non farà il suo intervento, chiude Vagliasini e mandiamo la pubblicità. La nota negativa, più tardi. In altre partite il Catania ha concesso il possesso palla per alcune parti di gara all'avversario, ma non ha concesso tante occasioni da gol. Ieri, ma anche in qualche modo a Potenza, ci sono state molte occasioni per la squadra avversaria e questo è un segnale da un certo punto di vista inquietante che va corretto subito, perché con l'avanzare degli impegni e con la caratura dell'avversario di partita in partita non è detto che ti vada sempre bene. Allora, ora ci fermiamo perché ci dobbiamo fermare. Dopo, Padanè, molto dopo. Ci fermiamo, fra pochissimo torniamo. State lì, Padanè stasera è piuttosto carico. Non parlare. Come non devo parlare? Facciamo pubblicità.
ricominciamo con Patanè ancora in castigo e partiamo dalla nostra Giulia. A proposito di Montalto, c'è qualcuno che ci fa una profezia e scrive: vedrete che Montalto ci regalerà la B con il suo ultimo gol dei playoff. Speriamo che la profezia a questo punto si avveri. Poi un messaggio per Michele. Buonasera, l'analisi del signor Michele è giustissima e corretta. La partita di ieri c'è da salvare solo la vittoria, per il resto è stata una noia. Buonasera direttore Michele in studio. La realtà si fonde con la leggenda, sempre Forza Catania, Marcello da Mascalucia. Salve, io purtroppo mercoledì sera lavoro, ma voi la trasmettete la diretta? Grazie, Forza Catania sempre. La diretta in chiaro di diciamo no. subito no, No, perché non ci sarà. la partita si gioca in casa, i diritti sono acquisiti per le partite in trasferta, almeno queste sono le condizioni attuali e quindi riproporremo diretta stadio. Da Vincent, il punto forte del Catania, i gol su corner, punto debole centrocampo, passaggi sbagliati e sofferenza nelle ripartenze avversarie. Catania è forte, ma dobbiamo migliorare il modo di affrontare le partite. Non possiamo subire così tanto, con squadre forti si paga. Buonasera da Antonio. E la prima insidia è superata. Io dico solo che bisogna vincerle tutte e sempre più forti. Ancora Forza Catania da Roberto 64. Buonasera, siamo sempre di più a crederci. Forza Catania, Tommy da Lineri. Il Potenza è sicuramente più attrezzata del Giuliano, quindi attenzione e restiamo con i piedi per terra, ci scrive Enzo. Buonasera, chiedo a Bagliasindi che ruolo ricoprirebbe Zarbano con la presenza già di Faggiano. Direttore generale. Direttore generale. Buonasera, finalmente uno spiraglio di luce. Ieri sera... Scusami Giulia, Sì, prego, non prego. rivestirebbe, rivestirà, perché Rivestirà. comunque oggi è stato al lavoro in sede, quindi a tutti gli effetti è già un nuovo dirigente del Catania. Insomma, Posso fare una domanda, visto che Bagliasindi con i suoi canali, Sì, Faggiano che fine fa? Faggiano ha un altro anno di contratto, quindi poi a fine stagione ovviamente si farà una valutazione. Come si vociferava sul fatto che per le sue non perfette condizioni di salute Questo potevano sicuramente esserci è dei un dubbi. aspetto, questo è un aspetto che ovviamente dovrà essere valutato per capire che tipo di operatività può garantire in considerazione della problematica importantissima di salute con cui quest'anno ha dovuto fare i conti. Giulia. Vado. Qualcuno invece ha da ridire sul VAR. Salve a tutti, se ci fate caso c'è un errore clamoroso del VAR, facendo vedere un'immagine che non c'entra nulla con quella che fanno vedere dopo. Se in avessero realtà Giulia su Sì? questo Di cosa fotogramma stiamo che poi sul gol di Inglese Sì. quel frame di VAR che poi vedremo noi anche Era la posizione di Anastasio. evidenzia come la valutazione di la posizione di Anastasio non fosse in fuorigioco. Successivamente lo stesso VAR ha proposto poi un altro frame, un altro ok. ferma immagine dove si evince che neanche Inglese Inglese era è fuori in gioco. gioco. Quindi diciamo che sono stati due momenti proposti. Giulia, l'ultimo messaggio perché vorrei sentire anche i cugini rapidamente. Vado. Primo Patanè consiglio per no. gli acquisti che No. mi sentirei di dare per il prossimo anno. De Rosa e del Giuliano subito. Beh, insomma. Un giocatore un po' avanti con gli anni. No? Allora, adesso vado dai cugini e vediamo di... Perché lo dicono? Perché ieri ha fatto un Patanè, figurone. andiamo dai Vabbè, cugini. ma la può fare nel Giuliano. Alessandro, non dare... Sentiamo di nuovo i cugini, anzi andiamo dai cugini, ragazzi. Stasera è dura, Stasera è dura perché è carico a molle. Pallettoni. Quasi quasi lo interpellavamo a Patanè, ma meglio lasciar Meglio stare. di no, meglio di no. lasciar stare. Prossimo meglio lasciar stare. intervento. Prossimo intervento. Cominciamo quindi, come sempre, col canchiere dello sport, Ciccio, che intitola... Meno male che Bobby c'è, meno male che il VAR c'è. Sì. Per il passaggio del primo turno dei playoff i protagonisti sono stati Inglese, autore di una doppietta, Ierardi, autore di un gran gol, ed il VAR, autore di un provvidenziale arbitraggio parallelo. Meno male, meno male. Meno male. Toscano analizza la gara coi campani. Il primo turno dei playoff è sempre una partita difficile. Il fatto di avere 2 risultati su 3 può essere un'arma a doppio taglio dei capelli di Saini. Sì, come qua. Adesso dal punto di vista dello spirito ci siamo. Ci siamo. Fino a pochi mesi fa lo spirito c'era solo per disinfettare la caterva di infortuni. È cambiato lo spirito. Meno male che questo spirito è meglio. Aprite i cuori e i vostri portafogli. In vista delle 3 possibili gare consecutive al Massimino e dell'esorbitante prezzo dei biglietti imposto dalla società ad inizio stagione, una nota finanziaria lancia l'iniziativa Paghiamo
a rate da morire. Prestiti lampo a tasso zero per i tifosi attenei che vogliono restare sugli spalti senza svuotare il portafoglio. Cucamba pava a rate e conveni. Basta, non finiamo. Come il detto, come il detto. Non si sa. Sì, esatto. Passiamo invece al resto del librino. Che titola, Ciccio? Avanti, va. E il primo turno è passato. Oh, il meno è fatto. Il meno. Sì. Esatto. Battuto il Giuliano nel primo turno, ora il Catania se la spacerà con il Potenza. Poi c'è il verbo spaciare. Il verbo ce la spaciare. spacciamo bene. Esatto. L'imperativo al momento è abissare la difesa e passarla inglese. Unico dato. Soprattutto quello. Punto fisso. Soprattutto. Ma renditi conto, VAR, Dopo gli errori sesquipedali. esatto, del primo tempo, gli addetti al VAR hanno deciso di prendere in mano la situazione. Sì, l'hanno fatto. Dall'intervallo in poi hanno guidato direttamente l'arbitro via auricolare, Meno male, mettendogli in tempo reale ogni decisione da prendere. Fischi, cartellini e magari le rimesse laterali. Tutto telecomandato. E meno male. Arbitraggio assistito, ma proprio assai. Meno male che l'hanno fatto, male, sì, meno infatti, male. perché diciamo che forse non era cosa. In edicola, Ciccio, con il resto del librino? In edicola l'opuscolo che spiega come coordinarsi ed emulare il tiro di Gherardi senza rischiare che la rotula abboli via dal ginocchio. Sì, è stata una bella coordinazione quella di Gherardi. Ma chiudiamo con la chiosa del mitico direttore Pittera. Come può tagliunare una sala VAR del genere? Meno male che ha chiunato. Meno male che aggiungiamo Boss, se l'è d'accordo chiudiamo qua per ora? Tagliamo Sì, questo e direi che è riprendiamo meglio, dopo. ragazzi. Diamo la linea a Patanè subito. Diamo la linea a Patanè, che sta Immediatamente a Con fare calma, Patanè, con calma. Sta Posso soffrendo. parafrasare? Sì. Ma come potete aggiornare una designazione del genere per mercoledì? Lo sapete chi è stato designato? No. Adesso lo Arbitro dice di Catania Patanè. Avellino, Allegretta di Molfetta. Ah, che allegria! Meno male che c'è la VAR. allegria. Meno male che la VAR c'è. Allora, a proposito di VAR, facciamo una cosa, visto che dobbiamo vedere anche qualche episodio della partita di ieri. Cominciamo con la Moviola, così sentiamo anche Patanè sulla Moviola. Sulla Moviola non parlo. Ah, sulla Moviola non posso. Si è ammutinato. sì. Bellissimo, allora facciamo una lunga Moviola stasera. Parlo sull'arbitro che invece ha una specie di problema nel vedere i tocchi di mano. Ieri gliene sono mancati 2, ma in una partita che aveva arbitrato proprio qui a Catania gliene era sfuggito uno clamoroso. Vabbè, la partita è quella con il Foggia, lo diciamo. Catania-Foggia, lo stesso arbitro non vede le mani dei giocatori. Allora, guarda, io chiedo a Roberto Stramondo, che in questo momento è nella nostra sala VAR, cioè nella nostra sala regia, Roberto, facci vedere. di preparare questo filmato che in extremis siamo riusciti ad acchiappare, cioè il filmato relativo alla partita Catania-Foggia giocata a marzo di quest'anno, sì, e c'è 2 un marzo. gol di Saar. Di Saar, che tra l'altro il gol del pareggio, cioè non è un gol che vale poco. Vediamo un attimo è il gol che toglie la vittoria Ho al Catania. chiesto di fare un'operazione particolare Ma perché mi sa c'eravamo che era pronti. passato in vantaggio il Foggia. Mi sa che No, era no, passato ha il ragione. Foggia e poi abbiamo pareggiato noi con Anastasio. Sì, è se vero, ricordo è bene. vero, hai ragione. Allora, vediamo di arrivare a questa partita. Stiamo vedendo Questa è la terza arbitrale. Stiamo vedendo le immagini di quella partita e adesso, scorrendo Eccolo qua, gli highlights, guardate. eccolo, C'è attenzione, la persona e poi Sarr come Nepi. assolutamente. Eccolo qui, lo vediamo. Guardate come scivola in questa perfettamente. scivolata. Sarr arriva ok, col benissimo, braccio. lo abbiamo visto. Ora, E il signor Ubaldi qui ha convalidato Assolutamente. Però mi sembra di, se posso osservare, qui la colpa sostanzialmente L'assistente. ce l'ha l'assistente di Vabbè. studio, cioè perché è proprio nella sua direttiva, lui non Assistente vede mai di nulla linea. e non ha visto nulla questo assistente, ma neanche quello appunto di Però di Baldi ieri, ce l'ha frontale. perché quello di ieri non l'ha visto neanche lui. però Ubaldi vede l'azione Guarda dove da una, Ubaldi, da guarda. una esatto, Magari da una forse c'era posizione qualche giocatore del Catania privilegiata. davanti, Ma dai. guarda che quello lì è un bug, quello si gioca a beach volley. Devo dire neanche che a quando è stato pallavolo. designato Ubaldi la reazione è stata praticamente uguale a quella di Allegretta, cioè nel senso che insomma tutti erano Guardate, preoccupati quello è con un tocco Ubaldi di mani e sono pazzesco. preoccupati con Allegretta. Però c'è la VAR. Però c'è la VAR. Però c'è la VAR. Allora, Adesso visto che c'è, Andiamo a Moviola. andiamo alla Moviola di ieri, dai, ricominciamo a vedere subito, vediamo un episodio che forse è condizionato alla partita di Quaini. Possiamo chiedere a Ottavio Longo di escludere l'audio di Patanè perché tanto non parla. Vediamo subito Il questa. primo episodio è l'ammonizione di Quaini al 4° minuto, fallo su Vallarelli e effettivamente Giusta. c'è poco da dire. Qui Quaini secondo me assolutamente irruento,
non può giocarsi un cartellino dopo 4 minuti perché Quindi è un sostanzialmente perdi i riferimenti alla partita per la paura di commettere un altro giallo. Non è e il lasciare primo squalificare. fallo con cui Becca pecca da ammonizione. Poi siamo a centrocampo, c'è l'utilità di ma questi siamo al interventi. quarto minuto soprattutto. Siamo al quarto minuto, ma siamo a centrocampo. Posso capire una situazione Lo spendi pericolosa, ma cioè, non c'era nessuna necessità di commettere. Baldi questo aveva fallo. ragione. Sì, Giallo- quasi. giallo tutta la vita. Siamo d'accordo. Però probabilmente, sottolineo, evidenzio questo fatto, non è che questo cartellino ha poi condizionato poi il rendimento Assolutamente sì. Assolutamente. Certo. La stessa partita di Trapani. Vi ricordate Trapani-Catania? Quaini ammonito dopo pochi minuti, poi è scomparso. Totalmente. Quindi l'ha sostituito, è normale. Anche perché per come gioca lui un cartellino a partita ci scappa quasi sempre. appunto. Quindi se Se tu te lo lo becchi bruci al quarto, è finito. minuto del primo tempo È finito. non puoi giocare E più. oggi la Zavorra è doppia perché sa perfettamente E alla che prossima è squalificato. La prossima è squalifica perché ricordiamo Si sono azzerate le ammonizioni del campionato. totalmente, ma ogni giallo Ogni 2 gialli è una squalifica. Mi primo giallo sento di fila. difendere comunque in questo caso i giocatori, nel senso che la tensione prepartita è importante, perché questo fallo non si giustifica mai e poi mai, se non appunto dovuto alla tensione che ti porta a fare determinati errori, lo stesso che ha commesso Sturaro, perché né più e né meno. Per noi una partita Fallo assolutamente quasi inutile, comunque che vedremo penso. per Quaini era una partita importante. Considera che aveva vinto il ballottaggio con Sturaro, che è un giocatore che ovviamente le partite dal momento in cui sta bene le vorrebbe giocare tutte quante, e in questo Toscano sta amministrando un po' questo sovraffollamento fortunatamente lì in mezzo al campo. Entra Quaini, preferito a Sturaro, probabilmente Mette De Rosa in panchina. mette De Rosa in panchina, e probabilmente quel tipo di tensione gli è costato questo fallo. Sì. Allora, Episodio numero due. un altro episodio e dopo ci fermiamo, Sì. però andiamo a vedere Andiamo quest'altro al gol episodio. di Inglese. Ecco, qui poi vedremo anche il momento in cui... Anche questo è uno sviluppo da calcio piazzato, un altro corner, vedete Anastasio e Jimenez muovono il pallone e poi l'assist di Jimenez per Roberto Inglese, inesorabile, butta il pallone alle spalle di Russo. Qui ovviamente c'è stato un momento di suspense perché l'arbitro attendeva un segnale per convalidare definitivamente il gol. Sconcertante la difesa del Giuliano. Ecco, questo è il riferimento a cui Sì, faceva il nostro telespettatore. La VAR ha controllato questa posizione, quella di Anastasio sullo scambio con Jimenez. Torna Qui, il pallone di Jimenez, questo. E lì poi la posizione di Inglese è assolutamente regolare, quindi non c'è dubbio. L'unica valutazione che è stata fatta era appunto sulla posizione di Anastasio, che è stata poi valutata correttamente come posizione regolare. Andiamo in pubblicità. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo e magari Patanè partecipa di più alla Moviola probabilmente. No, devo dire un paio di cose io. Un paio di cose, allora ci fermiamo. Leggi questo messaggio: ieri Montalto ha giocato bene come subentrante, ha ragione Vagliasini. Perfetto. Basta, pubblicità. Rispondo fermi, poi a... Fermi. Non Ci si dobbiamo- firma però. Ci dobbiamo fermare, a L'ho dopo. mandato io. A dopo. Ripartiamo dagli episodi. Adesso andiamo a vedere il gol annullato il gol a annullato Nepi. al Giuliano. Sì. C'è un'azione del Giuliano, si sviluppa sulla sinistra, qui Raimo non riesce a chiudere, Vallarelli mette per Nepi e che in teoria realizza il gol dell'1-1. Sconcertante l'atteggiamento di Ubaldi che Gol a Ponzio fotocopia. Pilato. No, sì, ma sì, gol come quello di fotocopia. Sarri. L'avete visto? Guardate Sarri. in quell'immagine l'arbitro come assolutamente non prende alcuna decisione. Per questo abbiamo fatto vedere il gol di Sar, Sì, perché sì. questo Guarda è il gol dov'è fotocopia. Ubaldi. Sì, sempre lì. Guarda, finora non ha fatto nulla, non ha portato il fischietto alla bocca né per fischiare fallo né per indicare il centro del campo. No, ma per lui è gol Forse il convalidato. Guardarini non può vederlo in effetti. Questo no, perché ma l'altro questo sì. viene coperto. In Quello di realtà, Foggia sì. in realtà il guardaline però non va subito verso il centrocampo, e in questo sconfessa un po' Ubaldi, perché Ubaldi guarda l'assistente, sì, fermo. fermo. E Ubaldi più fermo di lui. Esatto. Ma se nessuno si piglia la responsabilità, Ma perché sapevano che c'è la VAR, questa è l'interpretazione di tutto. questa è una scivolata a tennis con pallavolo, questo è un pallavolo, bugger. a tutti gli effetti. Comunque, andiamo al quarto episodio, Diciamo che il pareggio. il VAR o la VAR, io preferisco al maschile, ha funzionato bene ieri, sia
il tecnico VAR sia il tecnico Le decisioni AVAR. sono di Marco Serra, Esatto, e che è quindi- il VAR. La VAR è una sorta di assistente, ma la decisione E poi alla viene fine- presa da Marco Serra. Ricordiamoci che in sala VAR il VAR, in questo caso Marco Serra, fa parte della CAN A e B. A e B. E vi dico di Fino più, a 2 anni fa. nella designazione della squadra arbitrale per Catania Potenza di mercoledì ancora non c'è il nome del VAR, perché la CAN sta facendo le designazioni per il turno infrasettimanale di Serie A e B, e quindi manca ancora la scrematura per dire chi verrà dirottato per le partite del playoff di Serie C in ambito VAR. Quindi se vedete sulla designazione del sito dell'AIA troverete soltanto la terna arbitrale, il quarto uomo e la VAR, che è Mirabella di Napoli, sono tutti della CAN C. Domani si saprà chi sarà il VAR scelto dalla CAN A e B. Nota tecnica, per chi poi guarda le immagini. Sì. La circostanza che il VAR, la VAR, sia sui campi dei playoff comporta anche un dispendio di telecamere diverse rispetto a quelle cui siamo abituati. E sono i 16 nel corso, metri, devono stare per forza 16 nel corso metri del le campionato. Normalmente abbiamo lavorato nelle trasferte con 2 telecamere o al massimo 4 telecamere. Ne avremo a disposizione sin da questa settimana almeno 8. Sono le 2 telecamere che vengono collocate al centro, 2 ai 16 metri e 2 andranno invece in Poi ci sono le retroporta. piattine che sono Esatto. quelle che vedono dal basso e saranno la partita. Quindi per tutti quanti Sono dei ci sarà tecnicismi, però voglio dire che sapere però che possono rivedere la partita con 8 camere e anche l'arbitro ha il supporto, perché l'anno prossimo ci sarà un soft VAR, sarà quello che a chiamata, ma sarà utilizzato soltanto con 4 telecamere. Sarà questo l'impianto che dovrà garantire. Qui si possono scappare gli errori. Esatto. Ovviamente. Mentre l'importante però sono le telecamere 16 metri, quelli per esatto, la chiamata del fuorigioco, per vedere cosa succede in aria. Telecamere fino ad arrivare a 32, 34 camere per le partite di Champions League, dove si vede davvero. C'è anche la Spider Cam. Allora vediamo al gol del 1-1, pareggio, il gol di De Rosa, che nasce da un doppio errore in fase di disimpegno del Catania. Vediamo solo quello di Tacchio. In realtà il primo errore lo commette Jimenez perché dà una palla laterale da una zona assassina del campo, e qui si è arrabbiato Toscano notevolmente. in difficoltà di Tacchio, che però a sua volta, anziché sparare alla bella e meglio, si avventura in un dribbling. La pressione dei 2 giocatori del Giuliano consegna poi la sfera a De Rosa, che scarica questa mina che si va a insaccare all'incrocio dei pali. Riesce un bel gol. Sì. Diciamo pure Molto che riesce un bel gol. Però Molto ieri non era la giornata ideale di Tacchio. Di Tacchio nel suo stato normale, da lì non sarebbe passato Ha neanche. fatto un altro nel secondo tempo ancora peggio. Ancora Un assist, Poteva quello è un diventare assist. Non era la sua giornata. Poteva diventare devastante. Possiamo anche giustificare. Hai detto che non volevi parlare durante Io ti stavo parlando non della moviola, ma dei cali di tensione o cali di rendimento di alcuni giocatori. Abbiamo parlato di De Rose, che da 2 settimane subentra o va in panchina. Di Tacchio, uno di quei giocatori che è stato utilizzato da Toscano costantemente nelle ultime 6-7 partite. È uno di quei giocatori che ha tirato la carretta quando ancora nella distinta dei giocatori a disposizione di Toscano in panchina campeggiavano 5-6 nomi al massimo. Oggi la distinta del Catania è praticamente stracolma ed è quasi a vederla, Angelo, è come se ti pesi molto di più quella distinta. E oggi Sì, no, su questo non ci sono dubbi. Il problema è che un Di Tacchio normale non perde mai quel pallone così. un Di Tacchio che non ha Quello è giocato 8 partite consecutive senza mai rifiatare. Ricordiamoci che gli mancano 4 mesi di campionato a Di Tacchio, cioè è rientrato, lo abbiamo visto bene, ma poi quello che non hai potuto fare durante la stagione torna Non a solo, galla. l'abbiamo visto bene, poi meglio ancora, tant'è vero che Toscano Io in lo ha questo momento al sempre centrocampo Sturaro +1 per me. Andiamo Allora, il alla... prossimo episodio, così A diciamo proposito esauriamo. dell'errore di Tacchio, vediamo proprio quello a inizio ripresa, che poteva costare carissimo. Quello è velenosissimo. Vediamo l'episodio numero 5, eccolo qua. C'è questa azione del Giuliano interrotta di Tacchio, che poi lancia praticamente Nepi. Qui bravissimo Dini, perché qua è questione di frazioni di secondo.
o è calcio di rigore oppure o ti fa... o va a fare il gol. E stavamo 1-1, 47esimo, dopo aver subito il pareggio a fine primo tempo nel non recupero. guarda, non vede la presenza del Un po' troppa giocatore sicurezza della- forse, Angelo. No, E lui, poi lui anche- senza guardare dà il pallone al portiere. E poi Ma non guarda- completa l'azione, si impegna Anastasio, che fortunatamente si E fa sulla trovare là sulla possibile ribattuta, perché c'erano 2 giocatori del Giuliano pronti a ribadire a rete. Poi però Dini, per evitare di ricevere troppi complimenti, ha pensato bene di Ci fare arriviamo, ci arriviamo. Allora, tra le componenti positive di cui hai parlato tu, Alessandro, io ne vorrei aggiungere un paio, rispetto a quelle che sono state le ultime Ti ricordo che fra 6 minuti c'è la pubblicità. visualizzazioni del Catania. La prima, Meno male che c'è Micale. il fatto che sui calci piazzati il Catania abbia ormai articolato tutta una serie di schemi che non trovano mai, quasi mai pronti gli avversari. Vero. Non c'è un solo schema, ma ce ne sono più di uno e il Catania è diventato iper efficace sui calci piazzati, una cosa che avevamo dimenticato per tutto il giro d'andata. Poi nel giro di ritorno pian piano, e adesso invece il Catania sui calci piazzati assolutamente è una squadra che diventa imprevedibile. Il gol che ha realizzato il Catania, il primo gol, è frutto di un ulteriore schema che non avevo mai visto messo in campo da Toscano e dalla sua squadra. L'altro elemento te lo dico tra un po'. Meno male. Ho capito. Al volo su questo messaggio, si hanno notizie su Lunetta, questa sera farà gli esami strumentali per capire l'entità del problema e ha un risentimento all'adduttore. La cosa positiva è che si è fermato subito, cioè nel momento in cui ha sentito l'indurimento si è fermato, quindi ha prevenuto quello che poteva essere un rischio, insomma, di un infortunio, una lesione muscolare che gli avrebbe chiaramente fatto perdere molto più tempo. Hanno chiesto anche un'altra cosa, forse tu non hai visto, volevano avere una conferma sull'orario di inizio della partita Alle 20. Catania-Potenza, Alle 20. perché pare che invece sia arrivato una specie di messaggio che diceva che giocavano alle 15. No, Non c'è il esiste comunicato che di- della Lega. Ma poi di mercoledì infrasettimanale è difficile che si possa Ma in giocare realtà alle anche 15. sull'esordio con il Giuliano nei playoff si era diffusa anticipatamente una partita alle 15. In realtà No, è alle sappiamo 20. bene che la Lega per E questo- qualcun altro chiedeva se la trasferta fosse libera per i tifosi del Potenza oppure no, ritengo di sì. Assolutamente sì. Però ci dobbiamo chiedere perché i tifosi del Catania non sono potuti andare a Potenza all'ultima giornata di È stato però spiegato. ho È capito. stato spiegato perché da indagini molto accurate si è potuto, diciamo, stabilire che c'era forse un rendezvous, chiamiamolo così, perché le due tifoserie potessero entrare in contatto. Quali Allora, tifoserie? non quelle, le tifoserie del Catania Del Foggia. e quelle Del Foggia, Foggia. e del Foggia. Allora, Ma per evitare- perdonatemi, e allora, il per evitare Potenza, tutto questo, i tifosi del Potenza per arrivare a Catania devono attraversare, diciamo, buona parte della ma non ci sono partite della Calabria. concomitanti probabilmente. Ho capito, però dico, io non credo che come tifoserie i tifosi del Potenza non abbiano rivalità con squadre di città che interesseranno il percorso Bisognerebbe in discesa capire del se a Potenza. Messina hanno avuto problemi. Cioè non- Però ci vorrebbe un po' più di uniformità, perché voglio dire, il Catania non ha potuto avere i suoi tifosi a Potenza, quando le due tifoserie so che Ti sono dico in però buoni di rapporti, più, perché tifosi c'era del stata Potenza e del un'apertura Catania. alla trasferta ai tifosi del Catania con tessera del tifoso. Esatto. Poi questo supplemento di indagine ha portato alla chiusura della Angelo, trasferta. mi Però sembra- allora la vieti per tutte, cioè voglio che sia Alessandro, non tenuto penso... un metro di valutazione, È vero, ma il metro di valutazione- non troppo penalizzante, Alessandro- perché sennò tra virgolette l'occasione la puoi trovare per qualsiasi motivo, cioè, Alessandro, ricordiamo però che il curriculum, perché facciamo i giornalisti e a volte dobbiamo anche raccontare i fatti, gli episodi, gli eventi. Quello che ha caratterizzato negli ultimi anni la tifoseria del Catania sicuramente non è quello che ha caratterizzato la tifoseria del Potenza. Partiamo da questo presupposto e diciamo pure però che a fronte di una tessera del tifoso che invece avrebbe dovuto garantire la possibilità per i tifosi tesserati di arrivare con tessera, documento, riferibilità, riconducibilità
e anche con una scorta di polizia che garantisse sia i tifosi del Catania sia insomma, le emergenze che potevano sorgere durante il percorso, una piccola deviazione non avrebbe comportato, secondo me, grandi dispendi né grandi rischi per le forze di polizia. In quel caso ho perfettamente la percezione di come a volte questi tipi di situazioni che riguardano le tessere del tifoso d'altro poi alla fine non comportino tutti questi grandi benefici. No, non siamo riusciti a chiudere No, ci siamo, guarda. No, non siamo riusciti a chiudere la Moviola, mancano ancora 5 episodi, 4 episodi e ti dirò di più, in 6 minuti sei riuscito praticamente. Allora ci dobbiamo fermare e dopo non ripartiamo. Abbiamo 4 episodi. Sì, non ripartiamo dalla Moviola. Dopo sentiremo qualche messaggio, poi torneremo alla Moviola. Ci fermiamo appena. Fatto passato. Ci dobbiamo fermare. C'è la pubblicità, ci fermiamo. Grazie. Andiamo la linea alla regia. Ripartiamo dai messaggi e andiamo da Giulia. E a proposito di VAR, ci scrive Carmela da Milano: buonasera a tutto lo studio, per contenere Patanè oggi non basta nemmeno il VAR. Esattamente. Poi, concordo perfettamente con Vagliasindi su Montalto, ottima riflessione, ti scrive il nostro tifoso Giuseppe. Giuseppe Vagliasindi, lo conosco. Mio cugino. Buonasera, non facciamoci prendere dall'euforia. Sì, abbiamo l'artigliera con Bobby Inglese, ma prendere 2 gol e mezzo dal Giuliano deve far suonare un campanello d'allarme. Scrive Tino da Motta. Giusto. Buonasera. Prego. Giusto. Buonasera, chiedo a Vagliasindi, fatti gli scongiuri dopo il Potenza, chi incontreremo? Ci sarà il sorteggio. Non sarà testa di serie il Catania, quindi una delle 5 teste di serie incrocerà il Catania. Ok, chi sono queste teste di serie? Magari lo spieghiamo meglio dopo con il tabellone. Sì. Questo messaggio invece è per Patanè. Facili. Per te, Patanè? Sì, per te. Un po' di rispetto per un professionista. Montalto non avrà fatto un gran campionato, ma non ha neanche fatto polemiche. Questo non l'ho scritto io. Difatti, ho detto, anzi ho sottolineato come Montalto si sia allenato sempre con estrema diligenza. Un giocatore che ha una serietà, una professionalità indiscussa, ha un curriculum a doppia cifra per tutti i campionati, non ha fatto un gran campionato e quindi non possiamo dire che subentrato con un doppio vantaggio già del Catania maturato sul campo abbia fatto questa gran partita. Poi dobbiamo incoraggiarlo, anzi dobbiamo proprio sperare che questo ragazzo torni a segnare, torni a dimostrare il valore indiscusso che ha, ma certo ce lo auguriamo tutti quanti. Fino ad oggi ancora siamo in attesa, attendere prego. Vogliamo essere smentiti e anzi gli auguriamo di farne 3, di portarsi il pallone a casa e portarcelo qui in studio. Io concludo con questo messaggio perché ne sono arrivati molti così e si lamentano del biglietto caro. Infatti c'è chi ci scrive che siamo in 3 ed in tribuna A ho speso 300 euro. Però andare in curva. Come? Per spendere meno. C'è la soluzione. Vado in curva. No, vorrei sentire invece Michele sul caro prezzo. Sulla storia del caro prezzo io lo capisco anche. Mi sembra cioè io non sono sicuro al 150%, ma se la partita è organizzata dalla Lega, fino a prova contraria significa che la Lega decide anche i prezzi del biglietto. E se li ha decisi la Lega, la colpa non può essere del Catania se i biglietti sono più alti, se effettivamente è così. Io so che le partite vengono organizzate dalla Lega e se è organizzata dalla Lega, la Lega decide anche il prezzo del biglietto, che probabilmente si rifà anche ad una media di quello che è stato durante il campionato, immagino così a questo punto. A proposito, Angelo, posso aggiungere? Quello che sicuramente fa riflettere è che ieri, dall'incasso della partita, il Giuliano ha guadagnato più del Catania, perché la ripartizione dell'incasso tra le due squadre prevede che la squadra eliminata prenda il 20% in più della squadra che invece resta in corsa. E no, è la c'è la quota che va alla Lega. È clamoroso. Sono felice a questo punto. Cioè il Giuliano ha preso il 20% in più del Catania, che a sua volta, da quello che gli rimane dall'incasso, ha dovuto detrarre le spese per organizzare l'evento, che chiaramente per il Massimino allestire la squadra degli
sono spese di un certo tipo. Su questo c'è tanto da discutere. Completiamo la moviola così poi vediamo altro. Però mi viene da sorridere, scusami Angelo, se stavolta sono io che faccio... Dimmi. Ma tutto il meccanismo l'opposto, per esempio, di come si va in Champions. Faccio un esempio: se tu arrivi te secondo o terzo guadagni una cifra, se arrivi quarto guadagni un'altra cifra. In Lega Pro, dopo aver inventato un sistema che definisco più che balordo come i playoff, hanno pensato bene anche a questa nuova iniziativa davvero spettacolare. No, è bellissimo il fatto che il Giuliano prenda più soldi del Catania. È bellissimo. Vabbè, adesso vediamo il prossimo episodio della moviola, che è il gol di Gherardi. Dai, partiamo da qui. Il gol di Gherardi nasce da un errore, secondo me, concettuale di Oglievale. Guardate, è il difensore a sinistra del Benevento, il giocatore di colore, che anziché andare in pressione per tentare di sbarrare la strada a Gherardi, si ritrae e lascia aperto questo corridoio. L'altra sottolineatura che vorrei fare insieme a voi è relativa alla posizione di Inglese rispetto alla visuale del portiere. Stavo proprio per dirti questo. È una cosa che la VAR ha controllato prima di dare l'ok al signor Ubaldi. Ma non era nella traiettoria. Guardate di nuovo, guardate Inglese rispetto alla posizione di Russo, non c'è interferenza, però è una cosa che giustamente la VAR ha valutato, perché insomma c'è una situazione, diciamo, al limite. Fosse stato un metro più a sinistra, c'era interferenza. C'era interferenza sulla visuale perché del portiere. il portiere non vedeva più il pallone a quel punto. Allora, adesso vediamo il rigore per il Diciamo Catania. che è stata benevola la VAR in questo In caso. questo caso, perché il pallone transita proprio vicino anche ai piedi di Inglese, gli rimbalza. Però Ok. vedi dove si va a insaccare la posizione di Russo La diagonale rispetto a la Inglese. diagonale. Rispetto a Inglese. Diagonale la vede tutta, però volendo fare le pulci potrebbe essere... Sì, ma se tu pigli un'immaginaria riga e metti la posizione di Inglese rispetto alla posizione del portiere, non è nella... Concordo, ma da quest'arbitro non gliel'abbiamo vista Io fare tantissimo. ero terrorizzato perché ero convinto che stessero per annullarlo, però capito. comunque... Vediamo il prossimo, che è il rigore concesso Il al Catania. rigore, altro calcio d'angolo, per parlare ancora delle situazioni a palla inattiva. Di Gennaro, sicurissimo del fallo di mano l'arbitro dice no. di De Rosa, perché lo ha commesso De Rosa, Non la vede. va dall'arbitro, guardate, cioè, questo come si fa a non vederlo? Ma l'arbitro scuote la testa e dice no. Vabbè, allora vattela a vedere all'on-field review e poi si deve arrendere all'evidenza, perché questo, insomma, e poi lo ammonisce pure, dopo aver indicato il dischetto, va ad ammonire De Rosa, autore di questo fallo di mano sul colpo di testa di Gennaro. La sensazione è che sia stato ammonito per proteste, però. No, l'ho ammonito proprio perché il regolamento prevede che in presenza di chiara occasione da gol, perché il colpo di testa di Gennaro è indirizzato nello specchio della porta, l'intervento Comunque, da questa sincero, non ce ne frega praticamente nulla, cioè nel senso che alla fine poi tutto quello che conta. Meno male che c'è il VAR, andiamo a vedere la scuote la testa l'arbitro quando Di Gennaro va verso il direttore di gara, gli dice no e punta il dito verso la bandierina del calcio d'angolo. Per lui era calcio d'angolo, per lui il gol di Nepi era forse buono e quello di Sarra buonissimo. Forse buono, era buono. Quello di Sarra buonissimo. Quello di Sarra buonissimo, è andato di lusso. Vediamo come ha trasformato il calcio di rigore Roberto Inglese. Conclusione netta, dove lì il portiere può fare ben poco. Calciato, entri dentro con tutta la forza, se intercetti il pallone. Mi chiedo perché a inizio stagione Inglese non fosse il rigorista del Catania. Questa è una domanda che mi accompagna. Credo di aver letto da qualche parte che Inglese abbia avuto negli anni precedenti un po' di problemi nella battuta dei calci di rigore. Evidentemente qui a Catania ha una serenità in più che gli permette di battere i calci di rigore fino a questo momento in maniera ineccepibile, quelli che ha battuto. Assolutamente. L'ultimo episodio, veloce, il gol del Giuliano, c'è questo 1-2 tra Baldè e Vallarelli, credo, e poi Dini, qui sicuramente rivedibile nell'intervento. Ma la difesa anche. Sì, e Nepi ci crede e va a siglare il gol. Tre giocatori del Catania che scappano, si sono fatti bruciare sul tempo praticamente dall'attaccante del Giuliano. Vogliamo fare una pausa extracampo oppure? Sì, facciamo la pausa extracampo, perché adesso andiamo a vedere che cosa, Alessandro. Andiamo a vedere le immagini allo stadio di ieri del nuovo direttore generale del Catania, Alessandro Zarbano, che vedete in queste immagini. Questo è fine partita.
qui nel box con Vincenzo Grella. Oggi è stato diciamo, il primo giorno di lavoro di Zarbano come direttore generale del Catania, è già in sede al Massimino nella sua stanza. Già firmato. Ha firmato, verrà ufficializzato, la presentazione alla stampa avverrà dopo la fine della stagione, speriamo verso il 10 giugno. Vediamo la scheda di Alessandro Zarbano. Ce la propone adesso la regia. C'è una alle scheda per slide, Zarbano, sì, infatti. che abbiamo preparato. È nato a Genova il 17 gennaio del 1969, il padre è originario di Carlentini, è stato amministratore delegato del Genoa dal 2005 al 2022 con 15 campionati di Serie A, una promozione dalla C alla B e una promozione dalla B alla A consecutive, cioè il Genoa che all'epoca fu retrocesso in C per insomma illeciti gravi, la famosa valigetta bravissimo, ambulante, riuscì a centrare una doppia promozione dalla C alla A e Zarbano era all'inizio di questa sua avventura. braccio destro di Preziosi, Perciò, dottore commercialista nella vita, è venuto a Catania per diciamo, lo stretto rapporto che c'è da anni con Vincenzo Grella. È un progetto su cui crede molto Zarbano perché vede delle potenzialità molto importanti a Catania per quello che può essere un percorso di crescita ovviamente nel più breve tempo possibile. Molto importante da un punto di vista istituzionale come figura, è un dirigente riconosciuto a livello nazionale nel mondo del calcio. Guido Angelozzi, che ho sentito nei giorni scorsi, ha detto Zarbano è un fuoriclasse, quindi se lo dice Guido Angelozzi io mi fido. diciamo che la struttura del Catania si sta concretizzando, Potenziando. È passato un po' di tempo, però evidentemente passando dal totale interregno soltanto di Vincenzo Grella, che ha dovuto ricoprire più ruoli affidandoli a figure sì, sicuramente professionali, ma che dovuto, ha voluto fidarsi di figure che non avessero questa così consistenza e anche di esperienza calcistica. Adesso c'è un direttore sportivo, anzi forse due, forse si ritornerà ad uno, forse si cambierà direttore sportivo, si andrà avanti con la possibilità di avere un direttore generale. C'è Vincenzo Grella che rimane come riferimento primo ed unico nei confronti della proprietà, perché il binomio Pelligra-Grella, è giusto che queste cose vengano sottolineate, è un binomio tipo Wes e Dorighezzi, non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai, questo quantomeno. Per chiarire un'altra considerazione, prima è passato un messaggio di un nostro telespettatore che diceva a riguardo la coesistenza tra Zarbano e il direttore sportivo. Zarbano col calciomercato non ci azzecca nulla, nel senso ha altre mansioni, non che non si intenda di calcio, assolutamente no, ma ovviamente è venuto a Catania per svolgere un altro tipo di lavoro. Una struttura sicuramente apicale, quella sua è una funzione apicale. Ricordiamoci, ha fatto l'amministratore delegato al Genoa, oltre che il direttore generale, Quindi aveva diciamo la doppia carica. Il bilancio è nelle sue corde. Praticamente sì. Queste considerazioni, sarebbe gravissimo. queste considerazioni si legano all'altro tema extracampo che accompagniamo con delle immagini che ha realizzato, molto particolari. il nostro ottimo Angelo Pandolfo. Adesso la regia ce le mostra. Queste non sono immagini di repertorio, ma sono immagini di stretta attualità. Torre del Grifo oggi, guardate dall'alto cosa è rimasto dei campi. Diciamo, quelli sono i campi in erba dove si allenava la prima squadra, sono praticamente certamente quelli non. a destra. Quello invece in mezzo è un campo in sintetico, ancora tutto sommato riesce a resistere, l'altro un po' meno. Queste sono le situazioni che... Ma diciamo che devono intervenire su tutti e quattro i campi. Assolutamente. Ce ne sono altri due che fra poco vedremo, fra le altre cose, che sono i campetti in basso. Quelli stanno un po' meglio probabilmente nelle immagini che poi magari vedremo nel montaggio. Le immagini sono ovviamente molto lontane perché non abbiamo voluto... Ricordiamo che Torre del Grifo è chiuso. Ecco, là sono i campetti, quelli più piccoli, gli ultimi. I cibalini, dal 2022. Chiamiamoli cibalini. I cibalini, diciamo così. È chiuso da 3 anni praticamente Torre del Grifo, questo oggi è ovviamente l'effetto
Certo, Questo è il Gagliano. parcheggio di Torre del Grifo. Gagliano, tu da... No, perdonami Angelo, volevo solo Sì. collegare Zarbano a queste immagini, perché Zarbano, che è in contatto con Grella da diciamo un mese e mezzo, ha già esaminato anche la pratica Torre del Grifo. Abbiamo già detto la scorsa settimana che il Catania presenterà questa offerta irrevocabile d'acquisto per tentare di acquisire Torre del Grifo e anche il vecchio logo, ed è un progetto su cui Zarbano ha già fatto, insieme ovviamente al pool dei dirigenti dell'ufficio legale del Catania e dei consulenti esterni, una valutazione appunto su quella che può essere l'operazione più importante, la rimessa in pristino della struttura, che dovrà anche essere da un punto di vista energetico riconvertita al fotovoltaico, perché uno dei costi più importanti che gravavano assolutamente l'energia elettrica. Quindi il primo intervento dovrebbe essere collegato alla conversione al fotovoltaico. Quando ipotizziamo... Date non ne faccio. Esatto, beh, te l'ho già detto. quando ipotizzavamo, no, si ipotizzava una possibilità di avere le chiavi di Torre del Grifo e poter accedere per l'inizio del prossimo campionato, guardando queste immagini, e poi magari il direttore qualche volta chiediamo anche alla curatela di poter accedere all'interno, perché la struttura anche all'interno ha bisogno di enormi lavori di ripristino, non è soltanto l'aspetto esterno che abbiamo visto grazie alle immagini di Pandolfo, ma anche buona parte dell'interno che sembra essere stato anche tra l'altro vandalizzato nell'arco del tempo e nell'arco degli anni. Significa tutto questo che ovviamente se il Catania ha interesse, e lo ha, se il Catania Calcio ha interesse, se Grella, se Pelligra hanno interesse, facciano un passo avanti in fretta, ma anche la curatela e tutto il collegio dei creditori faccia uno sforzo, perché altrimenti si rischia di depauperare ancora di più. Per rifare quei campi in erba sintetica ci vuole mezza stagione di calcio, per riprendere poi il sintetico bisognerà lavorare Mezza tanto. stagione no, oggi con le nuove tecniche il prato già pronto, così come è stato per il Massimino, Comunque, si può fare in meno tempo. Da un punto di vista tecnico ovviamente in questo momento il focus è sui playoff, ma da un punto di vista diciamo amministrativo, extracampo, la pratica Torre del Grifo ha la priorità per il gruppo Pelligra. Alessandro, Zarbano Angelo. cerchi, individui comunque da qui all'inizio del prossimo campionato, comunque vada a finire, una struttura dove il Catania si possa allenare in attesa ovviamente di poter Vi posso dire che come sede del ritiro il Catania ha valutato Norcia e un'altra sede in Trentino per il ritiro della prossima stagione. Beh, C'è un buon salame, se non mi ricordo sì, male. Anche in fermiamoci Trentino. qui. Anche in Ragazzi, fra poco torniamo, partiremo ancora con i messaggi, vorrei sentire Dobbiamo anche completare le i cugini pagelle e certamente sulla vedremo. partita del Giuliano e poi tuffarci Certo, sui playoff. sui playoff e sul Potenza. Bene, a fra pochissimo. Di nuovo insieme a Corner, adesso ricominciamo con una breve dichiarazione che abbiamo raccolto ieri di Ierardi. Sentiamo le sue considerazioni sulla partita e anche sull'avversario. Sono stati bravi anche loro, noi abbiamo sbagliato forse qualche scalata e questi errori purtroppo in queste partite si pagano e dobbiamo cercare di non commetterli più e andare avanti su questa strada comunque. Sì, il Potenza è stata una grande partita là, quindi dobbiamo ripeterci e concedere ancora meno, sapendo che abbiamo il doppio risultato, giochiamo ancora in casa con lo stadio pieno, quindi è uno spettacolo. Allora, Ierardi, queste sono le sue considerazioni. Adesso partiamo con le pagelle dal migliore. Sì. Chi sarà mai? Chi sarà mai il migliore? Andiamo a scoprirlo insieme con l'aiuto anche della nostra regia. Vediamo che è lui, Roberto Inglese, con voto 8. I segnali sono quelli attesi. La candidatura ad uomo delle notti magiche alla prima conferma. Chi, se non lui, da consumato bomber, scova lo spazio giusto per indirizzare subito il verdetto, in mezzo a tanti ricami fino al rigore battuto senza scampo per Russo. La meritata standing ovation ne saluta l'uscita dal campo. Adesso invece vediamo le pagelle degli altri giocatori
del Catania, appunto, ma partiamo dall'allenatore toscano con voto 6,5, 6 per Dini, 7,5 Ierardi, 6,5 per Di Gennaro, 6 per Celli, 6,5 Raimo, 5 Quaini, 6,5 Sturaro che prende il suo posto, 5 Di Tacchio, 6 Anastasio, 5 Imenez, 6,5 Dal Monte che lo sostituisce, 6 per Lunetta e 6,5 per Stoppa che prende il suo posto, 8 per Inglese e 6,5 per Montalto che prende appunto successivamente il suo posto. Queste sono le pagelle sulla partita. No comment. Non ti pronunci. No. Soprattutto l'ultimo voto è quello che... No. Allora, basta, non lo facciamo parlare. Non commenta, non commenta, no? No, io sono ancora terrorizzato da un'espressione di Pagliasindi su È una perifrasi ovviamente, no, ma no, non è riferita a una cosa... se ci sono da fare scongiuri, questo è quando il c'è momento. quella frase là, Questo è le il due momento. parole unite una presso all'altro, noi non abbiamo vinto nulla con quelle due parole, nulla. E ci anche aspetta- con quei due cantanti, e ci uno aspetta- e due. Esatto, ci aspetta una bella partita. Scusa, ma dicevi che non volevi parlare? Già, io sono... Ah, sei oltre? Ragazzi, ma questa è preistoria. Oggi dobbiamo pensare che... Ci stiamo arrivando, si gioca ci stiamo col arrivando. Allora, E visto questa è che hai archeologia. premura di arrivare Archeologia. alla prossima gara ai playoff, vado dai cugini, andiamo sul web, quali sono i commenti, i giudizi? Abbiamo anche altri 2 giornali se vuoi. Anche? Sì. Sì. Allora facciamoli, dai. Comunque, boss, se vuoi, secondo me ci sono gli estremi per mobbing da parte di Patanè. Sì, è vero. Sì. Infatti sto cercando un avvocato che non sia Pagliasindi. Queste sono le pagelle, vediamo i giornali. Allora, cominciamo allora al volo con Fortino Today che intitola Misi ni fa ricreare l'arbitro e ingannaluari. Cominciamo piano piano a battere un caso con Giuliano. Sì, già, e così già. è cominciato. Andiamo all'editoriale del mitico direttore Lattuca. Ma perché sei me così nervoso da pigliare in gattellino ogni 45 minuti? E forse Non l'espressione- sappiamo cos'ha questo ragazzo. La chiappa o cazzita, L'espressione è quella. Sì. Quella è l'espressione di Hannibal. Sì, esatto. Ti ricordi? Hannibal Lecter. Esatto. Esatto. Anthony Hopkins, glielo puoi fare la prossima volta? Sì, e mettiamo la museruola, gli mettiamo la museruola. Italiano parte la denuncia. Esatto. State tranquilli, ragazzi. Sicuro, passiamo al Corriere della Fera. Passiamo al Corriere della Fera. Che intitola Frecce tricolori e lungomare liberato. A lungomare nessun veicolo, ma nei dintorni macchine sdivagate in ogni dove e smog che confronta Nuova Delhi pare a Scandinavia. Esatto. 20 minuti di puro stupore succeduti poi da 120 minuti di puro sdillirio dentro le macchine. Più o meno è così capito. Magari fossero stati 120 minuti, però c'è gente in fila. Esatto, la leggenda narra che ancora sono in fila. A proposito di Micale, c'è l'intervista doppia di Giulia Tipo. Le serie candidati al conclave, il cardinale Parolin e Angelo Micale. E secondo io voterei Io Micale tutta la vita. sicuramente il Sarà passaggio. la fumata bianca in viale Pordenone. Però diciamolo, chiunque può essere il tuo papa. Esatto. Vabbè. Andiamo ai 3 co-direttori. E cominciamo da Gagliano che è tranquillo. Il noto presentatore ci spiega come il tour de force televisivo per il post season non lo tocca minimamente. Tanto o coi playoff o senza playoff, sempre 20 ore lavoro. Grazie. Effettivamente è vero. Falla come vuoi, sempre con gusto. Esatto, in questo caso cucuzza proprio. Falla voi sempre Michele Cucuzze. Il punto di Patanè. La partita con il Giuliano ci ha regalato un passaggio del turno incredibile. Le urla del cronista del microfono si sono diffuse nell'etere fino ad arrivare a giunare completamente anche la Salavar. Sì, sono finiti. Abbiamo Pagliasindi inquieto, anche se secondo me non Perché lo poi è tanto è più. bella chiusa Salavar proprio. Sì, va bene, Zarbano sta lavorando, ma quando firma? Mercoledì di quale mese? Chi tempo vuole? Lui vuole certezze. vuole etica, certezze. Chi- Passiamo alla top Le 5. abbiamo c'è poco diffuse tempo. stasera. Sì, lo so. Passiamo al Top 5. quinto posto. Abbiamo dalla pagina Catania FC la formazione dei la lista dei convocati. Antonio Amato scrive: ma forse è la prima volta che convoca 26 giocatori. Si sta confondendo magari Toscano. Sì, è vero. Al quarto posto da tutto Calcio Catania, Siautonis, penso che si chiama Grandissimo. così, grandissimo. Dal campo ho avuto la sensazione di essere più forti del Catania. Ci sensazioni. commenta Mario Di Mauro, anch'io ho la sensazione di avere il portafoglio pieno di soldi, ma niente, è solo una sensazione. Anche io ho avuto questa sensazione, ma era il portafoglio di Patanè. Non era Esatto, mio.
Esattamente. Quando ho avuto 3 maggio, ok. Al terzo posto, fischio finale del match, full time, Catania Giuliano 3-2. Riccardo Giuffridi dice stasera finalmente a disposizione l'acquisto migliore, il VAR. E che acquisto, Antonio? Sì, esatto, il migliore. Al secondo posto dalla pagina Forza Catania, San Bobbi da Lucera, guidaci verso la vittoria. Quindi con questa speranza di andare verso la B abbiamo un nuovo Santino, San Bobbi. Esatto. Al primo posto dalla pagina Official Catania FC abbiamo il gol di Roberto Inglese, 1-0, ci ricommenta Aurora Martin Covà. La proposta di matrimonio l'ho già fatta settimana scorsa, ci riprovo. E a questo punto si apre. Sì, Francesco Meanza, Bobby ti amo. Andre Cat, Bobby, fammi tuo. Albicocco, fammi tuo Robby. Giuliano Nania, papà. Qualcuno ha alla fine. Ma chiudiamo con Cristian Molaro 17. Ma su Pornhub in che categoria è messo Bobby? E questo ce lo chiediamo in tanti. Andremo a vedere, andremo a spulciare. Ognuno goda a modo Andremo a suo. spulciare in che categoria è. Allora ragazzi, grazie. Vi posso chiedere una cosa? Sì. Maxi Lopez ha digerito Ricchiuti? Lo sappiamo. Secondo me Secondo me qualche ossicino ancora è in gesto. A proposito, visto che ci siamo, questa mi viene qua, mi è stato scippato. torno. Ma avete visto che Grella è sulla strada Ma perché a buona Catania anche si lui, mangia da bene, questo punto di vista? direttore. A Catania si mangia bene. A Catania. E poi tu mangi Basta, stiamo prendendo una brutta deriva in questo momento. Fermiamoci qui, state calmi tutti. Però è leggermente ingrassato, dai. Leggermente. Vabbè, forse si sta allenando poco, adesso magari Toscano lo richiamerà all'ordine. Andiamo da Giulia, abbiamo un minuto per i messaggi, dopo ci dobbiamo fermare e poi tutto playoff. Ok, e a proposito dell'arbitraggio di mercoledì ci scrivono: buonasera, credo che con Allegretta come arbitro non basterà la VAR, ma ci vorrà la Vara di Sant'Agata. Poi, questa invece è una domanda per voi. Che intende fare la società con i giocatori di nostra proprietà che stanno giocando in prestito con altre squadre? Ci dobbiamo pensare Angelo? ora? Non è il momento. Non Ci è il pensano momento. domani. Benissimo. Poi, buonasera a tutti in trasmissione. Non dobbiamo fare proclami, mercoledì bisogna vincere senza richiedere il VAR. No, vogliamo una partita regolare, nient'altro. Senza l'intervento del VAR. Cioè. Senza intervento del VAR. Poi un altro messaggio: forza ragazzi, con un pizzico di fortuna si può, avanti così, e poi con Giulia Talismano vestita di rosso siamo a posto. Speriamo che anche il rosso porti bene. La verità è che la VAR in Serie C è molto più determinante ed incisiva che in Serie A. Questo perché le terne arbitrali in C sono veramente scadenti. È impensabile che sull'azione del rigore né l'arbitro né il guardalinee abbiano notato il fallo di mani. Sottoscrivo. L'ultimo. Buonasera a tutti voi e al mitico direttore Michele. Con questa storia che chi perde a Catania prende di più, vorranno tutti venire qui per fare qualche bell'incasso. Beh, non c'è dubbio. Col pubblico del Massimino non c'è dubbio. Va bene, ci fermiamo fra poco, soltanto playoff nell'ultimo segmento di Corner. Ci siamo, è il momento adesso di tornare ad occuparci. Scusa, prima che dimentico una cosa importante, abbiamo parlato del fatto che Grella è leggermente ingrassato, ma anche Alessandro Vagliasini non scherza da questo punto di vista, cioè si dà da fare. Bravo Alessandro. Allora, una questione di par condicio. Andiamo sui playoff. Risolta la par condition, adesso andiamo ai playoff. Vediamo prima i risultati. Sì, vediamo i risultati di ieri, la grafica playoff. ci fa vedere cosa è successo ieri. Hanno rispettato il pronostico, il fattore campo, Catania e Potenza. Possiamo tornare, eccolo qua, no, possiamo tornare Qua non è male. sulla schermata. Nel frattempo stavo guardando i messaggi, eccoli qua, Eccolo qua. torniamo alle cose più importanti. Quindi hanno rispettato il pronostico Catania e Potenza, invece imbarcata clamorosa del Benevento che è stato surclassato alla Juventus Next Gen per 5-1. Questi risultati determinano le partite che si disputeranno mercoledì 7 maggio, le possiamo vedere con il programma delle partite del girone C. Eccole qua. Le gare si giocheranno in gara secca mercoledì 7 maggio. Vedremo infatti due sfide interessanti. Il Crotone, che ha chiuso la stagione al 4° posto, ospiterà la Juventus Next Gen, nona classificata e reduce appunto dal successo nel primo turno. Nell'altra sfida invece il Catania, 5°, affronterà in casa il Potenza, 7° in classifica. Ricordiamo che vale la stessa regola per le partite che si sono disputate ieri, vale a dire che la squadra che gioca in casa ha 2 risultati su 3 per superare il turno, quindi
al 90esimo, in caso di parità, passa il turno la squadra che gioca in casa. Sono due partite fondamentali, non soltanto perché è una gara secca, ma anche perché il tabellone si è divertito a mettere di fronte 4 squadre che in questo momento del campionato sono in gran forma. La Juve Next Gen, il Crotone, il Catania e il Potenza. Ma concentrandoci su Catania e Potenza, che poi sostanzialmente è la partita che ci riguarda molto più da vicino. Il Potenza è... Ora ci arriviamo perché abbiamo la scheda sul Potenza, però prima vorrei vedere il ranking dei playoff per capire cosa c'è altrove dopo l'eventuale turno di mercoledì cosa... Oggi tu hai deciso per dire. No, l'abbiamo preparata. Alessandro, diamo un cenno di informazioni. Intanto delle 28 squadre ne sono rimaste in lizza 19, 9 sono state eliminate, sono quelle evidenziate in arancione per capirci, e per quanto riguarda poi l'inizio del playoff nazionale, giovedì mattina ci sarà il sorteggio, dovrebbe essere intorno alle 10:30. È un sorteggio integrale, è un sorteggio integrale però con 5 teste di serie, cioè ovviamente questo sì, è un sorteggio che determinerà, se restiamo un attimo sulla grafica, cerchiamo di spiegarvi chi sarà testa di serie in occasione di quel sorteggio, e sono le squadre che si sono classificate al terzo posto nella stagione regolare, e quindi parliamo della Feral Pisalò, della Torres, del Monopoli. Sarà testa di serie il Rimini, quale vincitrice la Coppa Italia di Serie C, e la quinta testa di serie sarà la squadra con la miglior classifica che arriva dal playoff del girone, quindi verosimilmente saranno le quarte, quindi o il Crotone o il Pescara o lo stesso Albino Leffe a contendersi la testa di serie. Chiaramente varrà il miglior punteggio delle 3 quarte per determinare la testa di serie, ricordando che il girone C, avendo giocato 34 partite e non 38, avrà un coefficiente correttivo di 1,117, cioè il punteggio del Crotone verrà moltiplicato per 1,117 e verrà preso poi a comparazione con quello del Pescara e dell'Albino Leffe, che partite ne hanno giocate 38. Un'aspirina. Su questo dato il Crotone riesca a superare la Juventus. Assolutamente sì, assolutamente non è un fatto così tanto semplice. Su questo dato del criterio correttivo, il coefficiente, devo ringraziare insomma quella che è un'istituzione in termini di regolamenti federali, quale Giorgio Borbone, che è stato per tantissimi anni segretario generale del Catania, che mi ha spiegato questa piega del regolamento che poi diventa determinante per stabilire la testa di serie. Quindi le 5 teste di serie sono le 3 terze, il Rimini, più la miglior classificata dai playoff del girone dei 3 gironi, che diventerà la quinta testa di serie. Quindi le squadre non teste di serie affronteranno una di queste 5 squadre. 4 le sappiamo, la quinta lo scopriremo mercoledì sera. Piuttosto che far venire il mal di testa alle persone che ci stanno seguendo e andare invece a raccontare che la partita del Catania di mercoledì è una partita determinante, perché totalmente diversa rispetto a quelle che sono state chiaramente. Angelo, scusami, partite di andata e ritorno, primo turno del playoff nazionale, partita andata e ritorno domenica e mercoledì. E in quel caso le teste di serie, a parità di differenza reti nei 2 incontri, passano il turno. Ma la gente vuole sapere che squadra incontra il Catania mercoledì. Il Catania incontra una squadra che, rispetto al confronto diretto di pochi giorni fa a Potenza, avrà 2 frecce in più, e sono Felipe, il regista, l'uomo che giocò gli ultimi 10 minuti. Sì, ieri ha giocato titolare contro il Picerno e ha recuperato da un infortunio. Sì, ha recuperato la piena efficienza, quindi Felipe in mezzo al campo, e poi recupera un giocatore molto temibile come Schimmenti, un esterno d'attacco che quest'anno ha fatto 9 gol, che è un altro giocatore. Era squalificato, aveva preso 2 giornate dopo la partita con Latina, quindi una squadra che comunque potrebbe anche dare dei riferimenti diversi rispetto alla partita disputata al Vigliani. Tra le note che volevo sottolineare quando hai fatto l'apertura di questa trasmissione, che il Catania comunque in questo percorso ha avuto dei momenti di crescita importanti. La partita col Potenza, seppur con i blackout che abbiamo raccontato nel corso della partita, disegna comunque un percorso di crescita importante del Catania, perché il Potenza, Angelo, è una squadra che ha fisicità, ha gamba, ha un allenatore che in un certo qual senso
ha poco da perdere rispetto a quello che era il progetto iniziale di questo campionato, e guarda che ha una grande dirigenza. Il Potenza è una città, de gustibus io non ci abiterei mai, però è una città particolarmente ricca, una dirigenza particolarmente ricca. Hanno comprato un intero grattacielo che fiancheggia lo stadio per fare il quartier generale del Potenza, una dirigenza che già sta pensando in grande, vuole operare degli importanti investimenti, è una struttura, una diciamo, Il problema è che sempre 3.000 spettatori però. Esatto, Ieri hanno Angelo. fatto il record stagionale con 4.100 spettatori in occasione della partita col Picerno. Abbiamo preparato anche una scheda del Potenza, ce la racconta Giulia. Sì, appunto andiamo a conoscere meglio il prossimo avversario, il Potenza. La squadra ha chiuso la stagione regolare al 7° posto con 12 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Questo grazie al Catania, questo 7° posto, perché noi ci siamo andati a vincere con merito. Esatto. Segnando 55 gol e subendone 52. Nel primo turno dei playoff ha superato il Picerno con un secco 2-0. Fuori casa il rendimento è stato equilibrato, 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte su 17 gare, con 23 gol fatti e 25 invece i subiti. Contro il Catania, prossimo avversario, il Potenza ha vinto 2-0 al Massimino, ma ha perso al ritorno in casa per 1-2. Tra i protagonisti appunto da tenere d'occhio ci sono Caturano con 19 reti stagionali, Schimmenti con 9 gol e Dauria con 7 gol, 5 gol Rosafio e 4 gol Castorani. Sì, una squadra che ha tante soluzioni offensive. Certamente penso che De Giorgio, rispetto alla difesa che abbiamo affrontato al Viviani, non cambierà nulla. Lastra in porta, Burgio esterno a destra, Bachini e Varrengia difensori centrali, a sinistra Riggio, al centro ai lati Castorani e Radi. Attacco secondo me metterà Schimmenti al primo minuto con Caturano e Rosafio. Questo secondo me sarà l'11 che schiererà il Potenza. Sembra poco, Massimino. Guarda che fronte offensivo che c'ha. Non sarà per niente una passeggiata, No, quello che... assolutamente. Sarà Però credo che anche per il Potenza c'è la consapevolezza che becca probabilmente il peggior avversario che le potesse capitare in questo momento, cioè il Catania a Catania, potendo il Catania comunque ragionare su 2 risultati. Che secondo me è l'errore peggiore che può fare questa squadra, perché se ragiona su 2 risultati il Catania non ci ragiona, ma ce l'hai. Cioè, diciamo questo. Non ci deve ragionare, perché il Potenza è una squadra che gioca in velocità, gioca in maniera verticale. A volte... Forse ho trascurato Petrungaro, che esatto. al posto di Rosafio potrebbe esserci Petrungaro. Che ieri ha giocato e soprattutto è stato uno dei migliori giocatori della partita di ieri. Sì. Potrebbe essere Schimmenti a destra, Petrungaro a sinistra con Caturano in mezzo. Ha un ventaglio di attaccanti importanti, ritrova un giocatore come Felipe che è stato l'artefice, la mente nella cabina di regia del centrocampo, ha una difesa che difende bene. Ha preso 52 gol. Ma è una squadra, sì, perché è una squadra che gioca in 25. Ma è un dato, Angelo, è un dato di fatto. È una squadra che gioca in 25 metri. Però diciamolo chiaramente, se il Catania deve avere problemi perché incontra il Potenza, allora è meglio che non partecipa neanche. Non Posso dirti, Angelo, che ma anche al campionato. Però. Io non voglio pensare a quello che sarà giovedì, però preferisco sempre andarmi a giocare una partita tra andata e ritorno che una partita secca con un carico di emotività da dentro fuori. Bene, abbiamo un minuto, meno di un minuto per gli ultimi messaggi. Questo è un messaggio rassicurante perché ci scrivono: state tranquilli, perché noi oggi acchianiamo ogni motti di papa, quindi stavolta quello è siamo l'Avellino, veramente. Quello è l'Avellino. Esatto. Buonasera a tutti. Questa è una domanda importante. Patanema, quanti moscerini hai ucciso ieri? Si chiedono. Ieri c'è stata una amicale, non l'hai mai vista, manca, c'è stata l'invasione dei moscerini. C'è stata davvero non i cioccolatini, magari assolutamente una colonia di moscerini. L'ultimo messaggio. Ok, questa è una domanda. Che succede se vince i playoff la Juventus Next Gen? Può salire in B? Sì. Può salire in Serie B. Basta, mi fermo qui. Grazie Giulia per essere stata con noi, ci rivediamo con te mercoledì sera perché c'è diretta stadio, cominceremo alle 19:30, la partita fischio d'inizio alle 20. Salutiamo e poi ci troviamo giovedì chiaramente. Sì, certo, con corner. Qualsiasi sia il risultato, noi speriamo di andare avanti. Anche anteprima.
Anche anteprima, no, Giovedì no. Giovedì non c'è anteprima. Andiamo dai cugini, salutiamo i ragazzi, buonasera. Buona serata a tutti. Buonasera Buone ragazzi, grafiche. grazie, alla prossima, quindi a giovedì ci rivediamo con voi. Devo ringraziare Alessandro Vagliasildi, grazie ad Angelo Patanè. Michele ha una promessa. Ci sentiamo giovedì Ci mattina. sentiamo giovedì mattina. Sentiamoci giovedì mattina e poi vediamo. Bene, allora io devo ringraziare in regia Non Roberto, disturbare durante il sorteggio. assolutamente, Roberto Stramondo, Fino La Leggia e Ottavio Longo, e abbiamo ringraziato anche Pandolfo per le immagini che ci ha fatto vedere il Torre del Grifo. Ce l'abbiamo fatta, fra poco c'è la differita integrale di Catania Giuliano. A tutti l'augurio di una buona notte.